innanzitutto devo smentire questa fuga di notizie che è volata in maniera poco accertata. Noi siamo come amministrazione, siamo in netto concessione in rete con la scuola e con i carabinieri, che subito abbiamo appurato che la notizia non era vera. Si tratta semplicemente di un carabiniere in Borghese che stava inseguendo, pare uno che stava facendo uno scippo, non so se stava inseguendo qualcosa, insomma aveva rubato qualcosa e quindi il carabiniere lo stava inseguendo con un'arma, ma era un carabiniere in Borghese, quindi niente di che, non era all'interno della scuola, quindi posso garantire che i bambini non erano bloccati nelle classi, nessun panico in tal senso, quindi voglio tranquillizzare la popolazione, il territorio.